Allora, Prorettore, abbiamo inaugurato questo edificio innovativo, un edificio che nasce in un periodo difficile per l'economia italiana e veneta, in un periodo che chiede però resilienza. Può essere proprio questo l'esempio di una ripartenza innovativa che guarda al futuro? Credo proprio di sì, perché il tema di questo edificio esprime molti valori ed esprime anche la capacità delle imprese di aver prodotto questo risultato di eccellenza in un periodo di grave difficoltà, partendo da un altro episodio di difficoltà che è stato quello della tempesta del Vaia che tutti conosciamo, e quindi la capacità da un disastro di creare un'opportunità, no? Perché ricordiamo i materiali, il legno viene proprio dal legno abbattuto da quella terribile I tempesta. materiali partono dal recupero appunto dei tronchi che sono stati devastati un po' di tempo fa appunto dall'uragano del Vaia, e che sono stati, con grande know-how delle imprese partecipanti al progetto, asciugati, resi adatti, puliti, per un utilizzo ingegnerizzati, per un utilizzo appunto nell'ambito edilizio. Quindi un apporto tecnico e scientifico che ci ha permesso di essere resilienti, ossia di riuscire, partendo da questa catastrofe, a tirarne fuori un'opportunità, un vantaggio. Galileo Galilei, che come sapete è uno degli eminenti scienziati che hanno contribuito al nome dell'Università di Padova, a rendere grande l'Università di Padova, diceva: dietro ogni momento drammatico, dietro ogni grande catastrofe si cela e si nasconde sempre un'opportunità. E credo che questo progetto abbia saputo cogliere, a partire appunto da questo aspetto del legno recuperato dal Vai, a finire con tutti gli altri materiali sostenibili, salubri, sicuri che sono stati utilizzati, a fornire un primo esempio di edilizia altamente innovativa, capace di mettere in campo quelle capacità che le aziende eccellenti, anche piccole ma comunque eccellenti, che il territorio ha, e metterle e riuscirle a sfruttare assieme appunto alla relazione con le università, con Qual la è il ricerca. ruolo in questo senso dell'università e della ricerca? Ma la ricerca che l'università esprime ha l'importante ruolo di spingere l'innovazione sui giusti sentieri, quindi chiaramente un progetto di questa complessità prevede l'apporto di molte discipline, di molte aree di ricerca. Qui abbiamo le scienze dei materiali, abbiamo le conoscenze delle scienze forestali, abbiamo le tecnologie che vanno a raccogliere il legno, abbiamo le tecnologie che lo ingegnerizzano. Questo edificio tecnologico nella sua struttura sarà poi punto di accoglienza, punto di incontro per quella che è l'innovazione e anche progetti appunto legati alla tecnologia e legati al crowdfunding, che oggi è uno strumento di finanziamento alternativo, di finanza alternativa. Come si pone l'università? Anche qui può nascere una sinergia. Sì, a dire la verità è già un po' nata, nel senso che sono in atto una serie di discussioni, di accordi, di relazioni aperte tra l'Università di Padova e Fenice Green Energy Park, proprio sugli aspetti, sia sul tema appunto della sostenibilità, di cui la Fenice è un grande attuatore sul territorio, e l'università sempre di più mira ad avvicinarsi appunto al territorio, alle sue realtà associative, imprenditoriali, ma anche sugli aspetti legati al crowdfunding, e quindi alla capacità anche di innovare sia con processi che dal basso portano le persone a credere in un progetto e a sostenerlo, sia per ciò che riguarda le criptovalute e le forme di denaro elettronico, che vedono nell'università un grande interprete in termini scientifici. Noi abbiamo delle unit di analisi appunto di questi fenomeni economici, ma anche degli aspetti tecnici che caratterizzano per esempio la sicurezza, la cyber security delle criptovalute, che sono un aspetto fondante per un utilizzo reale poi in progettualità, che non sono solo sperimentali ma appunto devono attecchire sul territorio e portare queste nuove forme di economia a un uso più quotidiano. Quindi Grazie. molto volentieri.